Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore alla sanità Massimo Nicolò con il direttore del Dipartimento Salute e i tecnici regionali hanno incontrato una delegazione dei sindacati CISL, UIL e CGL sul tema della riforma della sanità in Liguria. L'incontro ha stabilito, come richiesto dai sindacati, la costituzione di tavoli tecnici in cui verranno approfonditi i vari temi che seguiranno il varo della riforma sanitaria. Un disegno di legge deve avere il suo tempo per essere capito, per essere emendato, cioè il problema è chiudere questa cosa entro dicembre e il confronto non c'è stato, perché noi dobbiamo avere due stelle comete. Uno è il servizio ai cittadini che deve essere migliore e poi anche il modo di lavorare di tutti gli operatori deve avere un vantaggio da questa riforma. Il presidente avrebbe ribadito come il provvedimento riguarderà la parte amministrativa e la governance, a cui seguirà la stesura di un piano socio-sanitario che terrà conto delle esigenze dei territori. Gli obiettivi si concentrerebbero sull'efficientamento del sistema, tramite la centralizzazione del back office, dando maggiori risorse e strumenti al territorio e ai servizi, con un conseguente decentramento a livello sanitario e operativo. Non siamo contrari, diciamo, a prescindere. Vorremmo però avere un confronto più costruttivo e tecnico per migliorarla. Scopo della riforma sarebbe un utilizzo razionalizzato delle risorse per garantire un servizio più funzionale al cittadino, anche grazie a opportunità legate all'autonomia per garantire servizi e condizioni lavorative migliori. E ora non ci sono più le aziende, c'è delle aree. Queste aree ci sarà un coordinatore d'area che dovrà rispondere al direttore dell'ATS che è a Genova. Quindi il risultato quale sarà? Accentramento, quindi vuol dire miglior controllo delle risorse, ma diminuzione dei servizi sul territorio. I sindacati da parte loro chiedono quindi maggiore coinvolgimento e tempistiche meno stringenti per arrivare ad una riforma consapevole e ben strutturata.